Buonasera a tutti, mi scuso per il leggero ritardo, ho avuto un po' di contrattempi tecnici con Stefano nell'organizzare la diretta di questa sera. Buonasera, ben ritrovati a tutti, buonasera a Francesca, Luciana, Laura,
Volevo chiedere riguardo l'ecocentro per aziende, ma il nulla osta per l'anno 2021. Ok. Allora, poi rispondiamo anche appunto a Laura. E adesso direi innanzitutto di cominciare con la prima parte. Allora, comincio come sempre con la mascherina per cercare di sensibilizzare sull'uso della mascherina, anche se non sempre è facile, me ne accorgo anch'io, a volte tende a scivolare e viene anche magari naturale per capirsi meglio abbassarla, però cerchiamo il più possibile di essere rispettosi. Io comunque ora sono completamente solo stasera perché Stefano si è spostato in un'altra stanza proprio anche in preparazione del finale di questa diretta, che sarà un po' diverso rispetto al solito, e quindi abbiamo un ospite e quindi la regia l'abbiamo spostata da qui. Quindi vi ricordo, come vi dicevo, sempre la mascherina, cercate di lavarvi, igienizzarvi le mani il più possibile, perché non mancano appunto le occasioni di avere l'igienizzante, ormai è disponibile un po' a tutti, e soprattutto cerchiamo di rispettare le distanze e non creare assembramenti. Siamo passati in zona gialla, facciamo di tutto per rimanerci e per far sì che piano piano si possa uscire da questa emergenza. Saluto appunto tutti quelli che ci scrivono, c'è l'Emanuela, la Fabrina, la Karen, la Loretta, Cornel, Nerio, la Giovannina che ci segue sempre ogni volta, la Monica che è stata qui con noi domenica, la Michela, Massimo Abolin, Moreno Bui e la Cinzia. Quindi direi di cominciare subito. La serata di questa sera si svilupperà su due tempi, che sono l'aggiornamento sulla situazione Covid e avremo un piccolo finale diverso dal solito, e visto che ci sono anche delle domande, vedremo di rispondere alle domande che in particolare ci ha fatto la Laura. Se ci sono altre domande, ben volentieri rispondiamo, anche perché vorremmo proprio che questo momento fosse un momento di confronto su quelli che possono essere possibili chiarimenti. Situazione Covid. Situazione Covid a Montegalda è in miglioramento e abbiamo solo 6 casi positivi. Purtroppo uno di questi 6 casi è ancora ricoverato. Speriamo veramente che questa persona possa presto tornare a casa. E come vi dicevo anche le altre volte, il numero dei positivi preoccupa, sì, ma preoccupa il giusto. Quello che preoccupa è il numero delle persone ricoverate, e quindi avere un nostro concittadino ricoverato è fonte di preoccupazione, perché comunque quella famiglia, anche se fosse solo una persona positiva, ma è quel caro, quella persona cara, quel familiare che è ricoverata, capite bene il disagio che comunque questa persona prova. E quindi, nonostante i numeri siano esigui in questo momento, se poi facciamo conto che di questi 6, la quasi totalità, 4, appartiene a un nucleo familiare, capite anche la dinamica che più volte ho cercato di spiegarvi, che quando il Covid entra in una famiglia, poi bene o male contagia tutti, e quindi in base alla numerosità della famiglia dipende anche la numerosità del contagio. Quindi questo è un dato comunque positivo, perché mi ricordo qualche mese fa i 60-70 positivi, siamo ora a 6 positivi, però l'unico ricoverato è comunque per noi motivo di apprensione, tanto quanto fossimo 40 positivi. E siamo in via di miglioramento, cerchiamo di tenere duro, non ci sono situazioni particolari in nessuna delle strutture di Montegalda, casa di riposo Lampertico, casa di riposo Nostra Signora di Fatima, asilo e scuole elementari e medie. Non ci sono situazioni particolari, neanche al nido non ci sono situazioni particolari, e quindi direi che
tutto sommato sembra che la situazione sia in miglioramento. Possiamo darvi anche una importante, grande e bella notizia, che è quella che, usiamo il condizionale perché la cosa non è ancora definita al 100%, notizia di oggi, dovrebbero riprendere le vaccinazioni a Montegalda il 12 di maggio per 5 classi di età, e magari il prossimo martedì vi faremo una comunicazione un po' più completa, però è oramai quasi ufficiale. Stiamo riallestendo i locali della Baita degli Alpini e della Sede degli Alpini. I medici di base, dottor Montalto, dottor Corsi, dottor Predese, hanno ridato la loro disponibilità. Sembra in arrivo un altro lotto di vaccini per la nostra medicina di gruppo San Marco, e quindi stiamo cercando di organizzare un'altra giornata intera per i vaccini, che dovrebbe essere il 12 di maggio. Ma siccome mancano ancora più di 10 giorni, sicuramente la settimana prossima ci vedremo, faremo intervenire magari anche uno dei medici per dare quelle che sono le indicazioni sulle classi che verranno vaccinate e le modalità. Ho visto che l'altro turno vaccinale che abbiamo fatto a Montegalda è stato veramente fonte di soddisfazione per tutti, in primis per i cittadini che hanno potuto venire a vaccinarsi vicino a casa, ma anche per noi poter offrire questo servizio è stato veramente un motivo di estrema soddisfazione. Un qualcosa che è stato reso possibile grazie alla collaborazione di tutti, perché ricordiamo che i locali sono stati messi a disposizione dagli alpini, la protezione civile ha offerto tutto il servizio di logistica e di assistenza, e i medici hanno fatto il grosso del lavoro, appunto somministrando i vaccini. Tra l'altro ci sono state anche alcune nostre concittadine che hanno offerto la loro prestazione come infermiere, e penso che questo sia comunque anche sinonimo della volontà comune di uscire da questa situazione. Io non vado oltre su questo, e l'unica domanda che vedo è quella della Laura Fornaro, che quindi alla quale rispondo. So che sono a conoscenza della appunto difficoltà che c'è nel nulla osta per il 2021. Ho avuto anche altre segnalazioni proprio nella giornata di ieri. Abbiamo un problema che però non giustifica i ritardi, appunto all'interno dell'ufficio che svolge questo servizio ecologico, chiamiamolo così. Io domani mattina vedo di fare il punto della situazione, perché purtroppo l'ufficio è stato chiuso proprio per quarantena, tanto per rimanere in tema Covid, e quindi qualche giorno. Comunque i collaboratori del comune hanno lavorato in smart working, quindi in teoria non dovrebbero esserci stati dei servizi, e comunque anche se ci sono stati non vengono certamente dagli ultimi 4 giorni di chiusura che ci sono stati. Io domani mattina vedo di fare il punto con il responsabile, e poi magari vi scrivo qual è la situazione, e spero si possa sbloccare velocemente. Tra l'altro chiedo anche, visto che magari oltre alla Laura ci sono altre persone interessate a questo tema, se può essere interessante per voi avere una giornata dedicata, perché pensavamo di riservare il martedì solo per le aziende, perché vediamo che in altri comuni questa suddivisione infrasettimanale per le aziende, e invece sabato completamente riservato ai privati, sta dando buoni risultati, perché le aziende di solito hanno comunque quantitativi un po' più grandi, e quindi magari nell'infrasettimanale, che di solito è più scarico, potrebbero magari essere agevolate. Se siete d'accordo o non d'accordo, le vostre considerazioni in merito, magari mettetele sotto tranquillamente. Se non ci sono altre domande, sì, Giovannina, adesso ti rispondo subito.
Sì, allora torno sempre sulla Laura, che ve lo chiedono in Ecocentro, sono sono sicuro, sono certo, perché è stata una scelta proprio quella di in qualche modo organizzare qualcosa che nel corso del tempo era sempre stato lasciato un po' alla buona volontà di chi portava e di chi riceveva. Da oramai qualche mese l'Ecocentro non è più in gestione al comune, ma è in gestione alla Soraris, la quale ha ricevuto indicazioni precise da parte nostra che il personale che entra sia verificato, quindi che le persone siano presenti nella tessera. Non solo, per quanto riguarda le aziende è stato chiesto che venga rilasciato un apposito nulla osta, perché ci siamo trovati a ricevere del materiale da alcune aziende che magari non avevano titolo di conferire. Tenendo conto che l'Ecocentro è un costo in salita vertiginosa, perché come vi ho detto più volte i rifiuti sono il grande tema, sono il grande costo in aumento in questo momento. Abbiamo cercato in questo modo di, se non limitare appunto il conferimento, almeno tenerlo sotto controllo. Anche tutta la questione del riciclaggio, dagli studi e dagli approfondimenti che anche noi con l'assessore Tonello stiamo facendo, perché il tema è veramente un tema impegnativo, sembra non essere in grado a portare delle soluzioni concrete al tema dei rifiuti. Perché il problema vero è la produzione dei rifiuti. Noi dobbiamo riuscire a produrre meno rifiuti, al di là che poi il rifiuto stesso venga riciclato. Giovannina, per quanto riguarda le classi, dovrebbero essere, e uso il condizionale dovrebbero, quindi martedì prossimo vi so dire con esattezza se sono o non sono, le classi 52, 53, 54, 55 e 56, che sono anche le stesse classi che si possono comunque prenotare anche attraverso il portale. Per questo c'è appunto questa, come dire, questo condizionale, però come è successo l'altra volta abbiamo visto che il sistema funziona benissimo e quindi la segreteria della Medicina San Marco chiama i singoli pazienti e li avvisa sull'orario nel quale devono venire a vaccinarsi. Quindi teniamo intanto la buona notizia che i vaccini tornano a Montegalde, penso sia una importante, bellissima notizia. Sulle classi, sulle modalità, state un po', come dire, su chi va là e appena avremo notizie ve lo faremo sapere, ok? Perché magari non vale neanche la pena intasare i cittadini, il centralino della medicina per chiedere questa cosa che vi verrà comunicata appena sarà resa ufficiale. Bene, vedo che la Giovannina è contenta perché la sua classe, direi di chiudere la parentesi Covid e speriamo la settimana prossima che le cose vadano ancora meglio, veramente, e speriamo che tutti i montegaldesi tornino a casa. Allora, la seconda parte invece della diretta vuole un po' essere un momento sempre orientato a quella volontà di creare comunità. Creare comunità vuol dire anche riscoprire un po' quelle che sono le nostre tradizioni e quindi era l'idea anche di così fare qualcosa che potesse essere ricordare un po' quelle che sono le nostre tradizioni, con un piccolo passaggio che ora ci racconterà la nostra ospite, che era una nostra follower, una persona che abitualmente ci seguiva da casa, ma che abbiamo tirato fuori da casa e abbiamo messo in un ufficio qui vicino alla sapiente regia di Stefano Rizzi, e abbiamo qui ospiti, visto anche i numerosi commenti di Nicoli, abbiamo con noi la Rita Nicoli. Rita! Ciao Andrea! Che effetto fa? Mi tolgo la mascherina, tanto sono qua quasi da sola. Ciao Andrea! Stefano, tira lontano, mi raccomando Stefano. Tranquillo.
Grazie, ringrazio tanto Andrea. Guarda che io parlo in dialetto, Sì, ma ti abbiamo chiamato per questo, perché la volontà di chiamare la Rita qui, perché per chi non lo sapesse, a Montegalda ci sono due compagnie teatrali, di cui tra l'altro la Rita fa parte, e che sono Rita? Allora, i Gualdi, conosciuti a Montegalda per storica compagnia, e poi io sono nata soprattutto con la compagnia del Taraio, nata nella casa di riposo, siamo un po' di volontari, un po' di ospiti e ci divertiamo a fare le nostre scenette così per intrattenere un po' anche i nostri ospiti e farli partecipi in questo. Ecco. Poi già qua comincia un po', no? Perché se noi pensiamo che la compagnia si chiama Il Taraio, cosa vuol dire Taraio, Rita? Il taraio sarebbe l'argine, Andrea, il l'argine che costeggia il Chiglione. Esatto, quindi la casa di riposo è vicina all'argine, quindi hanno pensato di chiamare la compagnia Il Taraio. Cosa ti manca, Rita, un po' delle tue abitudini in questo momento di difficoltà, di emergenza? Ti dirò Andrea che mi manca tutto, soprattutto andare lì dai Mennoniti in casa di riposo come volontaria, anche solo per andare un paio d'ore, dire il rosario il mercoledì oppure la domenica mattina per la messa e dopo portarli al mercato, portarli in giro e andare là così. Mi manca tutto, insomma, ecco, mi manca tutto e dopo mi manca i guardi naturalmente perché bisogna avere compagnia, insomma, ecco. Certo, Gualdi al quale io sono particolarmente legato perché io ho fatto 2 commedie con i Gualdi, al Teatro Verde di Padova, tra l'altro, e quindi dal punto di vista anche stasera, per esempio, di essere qui a parlare di fronte a un pubblico, l'allora appunto Tony Compagnin mi ha insegnato tantissimo, perché allora ero ventenne e mi ha insegnato tanto di come si sta in un palco, quindi magari la prossima volta potremo chiamare anche Beppe Turetta, che adesso è lui il capo comico, non so, capo di commedia, come si dica, e che ha fatto anche Filò qua durante la Befana e tutto. Sì, che abbiamo fatto scenette anche qua. Comunque Rita, noi perché siamo qui? Allora l'idea era di chiudere la diretta con un proverbio, perché alla fine, come negli almanacchi, come nel Poiana, nel calendario del Poiana, ci sono sempre i proverbi, e quindi Rita si è fermata, vedete che sta guardando sul telefonino, perché gli ha scritti via WhatsApp, e quindi Rita adesso... Il primo proverbio, Rita, cosa dice? Pasqua sarà alta o bassa, ma non passerà mai San Marco. Che sarebbe tradotto in italiano? Che vuol dire che Pasqua non deve mai superare il giorno di San Marco, deve essere sempre entro il 25 di aprile. Che tra l'altro è il nostro santo, uno dei santo patrono. Santa Giustina è la patrona della parrocchia, San Marco del comune. E invece un altro proverbio sempre su aprile? Aprile piovoso, anno fruttuoso. Quindi mi sa che non si sa qua se ha piovuto tanto, no? Perché abbiamo ancora una settimana, però speriamo che la prossima settimana, magari questa settimana, si rifaccia un po' e diventi un anno fruttuoso. Sì, speriamo, dai. Ecco. E dopo che viene un altro, aprile, ogni dia un rametto. Guarda che se adesso Rita, non è che puoi dirceli tutti, non puoi dirceli tutti, perché se no martedì prossimo cosa ci racconti? Adesso ci dite nei commenti se questa parentesi dei proverbi vi piace, e se vi piace la Rita viene anche martedì prossimo a chiudere la diretta con i proverbi del periodo. Volevamo poi, hai qualcos'altro? L'indovinello lo vediamo dopo. Hai qualcos'altro che vuoi dire, Rita, che magari non hai detto? Vuoi salutare qualcuno? Beh, saluto tutti i montegaldesi, dai un abbraccio forte anche se virtuale, sperando di potersi vedere tutti insieme quanto prima e fare una grande festa. Ecco.
Vi Poi auguro volevamo chiudere con, intanto apro io una parentesi personale perché l'idea che i social siano usati solo dai trentenni, secondo me va un po' smontata, perché la Rita era una delle persone che ci seguiva di più ed ha più di 50 anni, insomma, possiamo dirlo. quanti? Più di 50 ho detto, beh, Ah, allora sì, non... 50. E vogliamo anche Agostino che ci saluta, che i proverbi sono sempre belli. Mi sembra che la rubrica, guarda Rita, la tua rubrica sta già decollando, perché Bene, fa tutti pieni i piacere. proverbi, bellissimi proverbi. La Rita vieni ancora a raccontare i proverbi. Rita, ormai hai trovato lavoro al martedì sera. Va bene, vi ringrazio. Allora, volevamo poi chiudere con un indovinello. Adesso la Indovinello. Rita leggerà l'indovinello, domani Stefano lo scrive sotto il video e voi potrete nei commenti cercare di indovinare la risposta che vi daremo martedì prossimo. Vai Rita con l'indovinello e poi salutiamo. Vado, te la dico e te la do, torno a dir da nuovo. Cosa sia? Basta, perché deve rimanere il Basta. mistero. Mi raccomando, Basta. domani quando vuoi fare a spesa non dire nessuna No, risposta. no, non mi ho ucciso a nessuno. Io vi ringrazio tanto Grazie. e come vi dicevo più volte è un modo per stare insieme, per fare comunque comunità e cercare di informarvi. Questa parentesi anche un po' simpatica finale, perché nonostante le difficoltà bisogna magari ricavarsi anche 5 minuti per un sorriso, 5 minuti per pensare a quelli che i proverbi dei nostri nonni e nonostante l'emergenza continui, nonostante le difficoltà continuino, vi posso assicurare che ho ben presente la situazione perché appunto la vivo quotidianamente. Però vediamo che c'è anche un po' di miglioramento. Vedo che la rubrica della Rita sta andando alla grande, anche i complimenti per i 50 anni di Mariano Volpato. Bene, allora se le cose vanno così, rivedremo anche la Rita martedì prossimo e magari vedo di chiamare uno dei medici che venga a spiegarci come funzioneranno le vaccinazioni, per quali classi di età e speriamo che i positivi diminuiscano sempre di più. Vi ringrazio perché siete veramente tantissimi anche stasera e quindi ci vediamo martedì prossimo. Grazie mille e buona serata. Se avete delle domande, dei temi, degli argomenti che volete che vengano trattati, scriveteli pure nei commenti, noi volentieri quello che possiamo dirvi, nel senso che dove riusciamo a informarvi, più contenti siamo. Grazie mille, saluto anche la Francesca, Agostino, Mariano, la Elena, la Teresa Volpatto, tutti quanti. Grazie mille a voi e buona serata.